Mi è stata segnalata dalle associazioni artigiani la possibilità di diventare maestro artigiano. Il mio è un lavoro umile e mi sembrava un buon modo per valorizzarlo. Ho richiesto di diventare maestro artigiano perché credo che ci voglia un riconoscimento al lavoro che sto facendo. Non lo sapevo di diventare maestro artigiano, ma è stata la volontà dei figli. Per il riconoscimento 30 anni di lavoro diventa interessante attraverso diciamo, la regione. No? Dà una certa responsabilità naturalmente, no? Perché vuol dire che uno ha acquisito una certa esperienza. Quindi questa esperienza cerchiamo di darla alle nuove generazioni. Mi va a gratificare dell'impegno che ho avuto in questi anni senza tenermi i segreti, ma trasferendo i segreti alle persone cui abbiamo collaborato insieme. E tuttora sto ancora lavorando come artigiano, come maestro artigiano pure che mi hanno promosso, con soddisfazione enorme.